Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, oggi non siamo qua con la seconda gara del campionato 2014, ma voglio illustrare la mod 94. Voglio fare un 10 giri con questa mod perché ragazzi merita. Finalmente sono riuscito a installare la mod col CSM, TSM. Ringrazio il mio caro amico di Steam che adesso, ecco, non mi ricordo il nickname, sono una pippa, mi scuso, ma veramente è stato un grande, un fenomeno. Ti ringrazio, è stato veramente bravo, mi hai spiegato perfettamente tutto, quindi ho installato altre mod. E niente, oggi ci gustiamo questa mod qua del 94, Interlago sta anche diluviando molto bene e come sapete chiaramente dal prossimo video ripartiamo con il campionato 2014 che se piace posso fare la telecronaca anche di altre gare come per esempio di altri campionati e di altre stagioni come per esempio la 94. Buono ragazzi. Vai, 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 vai. Quanto mi piace la grafica di una volta. Beh, stiamo chiaramente sul pole man di oggi, il grande Ayrton Senna ragazzi. Solo il mitico, come lui nessuno. Ragazzi, sta per partire il Gran Premio di Interlagos. Vai, Ayrton Senna parte alla grandissima come sempre. Vai Ayrton, vai, attenzione però Schumi. Attenzione Schumi, prova l'interno. Prova l'interno Schumi, attenzione. Ragazzi, sta moda è un po' più, leggermente più laggosa rispetto alle altre. Che diluvio ragazzi, che diluvio. Ayrton è al comando però ragazzi, Ayrton sotto la pioggia. Schumacher, Alesi, Damon Hill, Mika Hakkinen, Verstappen, Brundle, Morbidelli, Bendlinger, Barrichello, Fittipaldi, Frenzel, Martini, Irvine, Comas, Berger, Herbert, Katayama, Panis, Alboreto, Bernard. Ragazzi stiamo su Senna, camera car per Ayrton Senna. Ecco il fenomeno ragazzi, ecco il fenomeno. Ecco il fenomeno. Sotto il diluvio c'è solo Senna. Schumacher, eccolo qua in seconda posizione. Terzo posto per Jean Alesi. Quarto Damon Hill. Quinto Jos Verstappen, Mika Hakkinen, Morbidelli, Bendlinger, Fittipaldi, Brandon e poi via via tutti gli altri. Chiaramente non tutte le mod, questa per esempio è una mod che mi dà un po' più di difficoltà con Fraps, dopo chiaramente se vogliamo fare la stagione e come trattare il Comendone verrà a sistemare un po' alcuni settaggi. Attenzione ragazzi, Schumacher Senna veramente devastante, vediamo se c'è qualcosa. Guarda che bello. Perché Senna? Perché? Vediamo se c'è qualche duello interessante o qualche incidentone, perché ragazzi le macchine del 94 erano inguidabili, infatti impossibili, cioè faccio veramente tanta fatica a guidarle, devono veramente prendere la mano. Attenzione Senna contro Schumi ragazzi, questo me lo godo. Senna contro... gira record di Schumacher, record di Schumacher. Schumi Senna ragazzi, poteva essere un duello incredibile. Poteva essere un duello incredibile, ma va bene così. Attenzione Schumi prova il sorpasso, Michelone prova il sorpasso su Ayrton e ce la fa, incredibile Schumacher con la sua Benetton. Eccolo qua Ayrton, qua c'è Michael Schumacher in testa al Gran Premio di Interlagos, Brasile. Senna secondo, Alesi terzo. Non c'è nessun duello degno di nota qua, beh c'è la Ferrari di Gerardo, la Ferrari di Gerardo. Inizio comunque tranquillo, sotto il diluvio mi aspettavo incidenti di tutto, invece bene o male. I piloti vanno anche tranquilli, comunque la pioggia è veramente battente ragazzi, Brundle, Rubens Barrichello, è proprio un'altra Formula 1 ragazzi, di un altro fascino. Guarda Gerardo. Sono tutti quanti veramente un trenino ragazzi, si è formato il classico e puro trenino comendiano. Attenzione, ruota allentata Johnny Herbert. Incredibile, Johnny Herbert fuori. No, me lo sono perso, ma perché? Ho spaccato la ruota, poteva essere troppo divertente, me la sono persa. Va bene. Tanto Schumacher ragazzi in fuga, Herbert out comunque. Sentiamo il motore della Benetton, cos'era Ford all'epoca, non mi ricordo, cazzo, sembrava un po' una stronzata.
Show mi vola, ragazzi. Primo ritirato Johnny Herbert. Ok, perfetto. Madonna, sta veramente prendendo, il povero Senna. Attenzione, bandiera gialla però, bandiera gialla. Adesso... Ah, è là, no ragazzi, è là la macchina è parcheggiata sul prato, Fedeli. Ci sono chicche che solo questo gioco ha, c'è poco da fare. Cioè, sono anche pesante, questo gioco ha delle chicche incredibili. C'è le macchine parcheggiate sul prato, solo GP4, ragazzi. Schumi è veramente in fuga, Fuga per Schumi. Ayrton secondo. Alesi sempre terzo. Demon il quarto, però già più distaccato, ragazzi. Mika Hakkinen. Bella che sta McLaren qua, con questa livrea quanto me la godevo, fioi. Verstappen, Fittipaldi, ecco qua c'è Wendlinger. Dovrebbe essere un bel duello con Morbidelli. Vai, camera car con Carl Wendlinger. Giro record di Benetton Ford, bravo pure. Attenzione, attenzione, prova il sorpasso. Prova il sorpasso. Eccolo qua. Attenzione, attenzione, Wendlinger su Fittipaldi. E arriva il sorpasso, incredibile il sorpasso, incredibile. Un ritiro intanto Johnny Herbert, l'unico ritirato di questa gara. Qua Schumacher sta veramente volando, ma d'altronde nelle prime 3 gare nella realtà 3 vittorie. Allora, la macchinetta no, la macchina parcheggiata alla destra è proprio incredibile. Cioè veramente le prime 3 gare le ha vinte Schumacher, però vabbè, insomma. Cioè le ha vinte per vari motivi, non voglio neanche pensarci, anche perché tra poco è il primo maggio, vabbè. Buono qua. Sì, in realtà è abbastanza tranquilla la gara, perché con sta fatalità mi sono beccato la pioggia comendiana, solo io potevo beccarmela. 4 giri su 11 dalla Schumacher, ragazzi. Anche Schumi un pensiero a Schumi, vai Schumi, ti aspettiamo il prima possibile, mi raccomando, non sta a far scherzetti, Schumi, mi raccomando, cioè. Schumi in fuga. Ayrton, ragazzi, la Benetton ha di più, purtroppo la Renault e la Williams è veramente difficilissima da guidare, cazzo, è una macchina impossibile. Bravo Ayrton. Alesi comunque terzo, Alesi sotto la pioggia è sempre un gran pilota, ecco che purtroppo ha vinto solo una gara in Canada nella sua carriera, però sulla pioggia era un buon pilota. Mika Hakkinen, 2 volte campione del mondo. Jos Verstappen. Qua c'è un po' di casino, vai Brundle. Qua c'è un po' di casino, ragazzi, qua c'è un po' di casino. Eccola qua la McLaren di Martin Brundle. Attenzione, vai scia! Vai scia! Ma chiude la porta, ragazzi, chiude la porta. Chiude la porta Fittipaldi che però in difficoltà, ha perso diverse posizioni. Vai, 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 devi pompare. No, ma fai la macchina parcheggiata, io me la godo troppo. La cosa è abbastanza ufficiale per i miei gusti, abbastanza. Qua c'è un trenino interminabile di macchine che vanno a 10 all'ora per paura di andare fuori. In realtà ho beccato pioggia pura. Schumi qua. Ragazzi, Schumi è veramente in fuga, Michael Schumacher sta letteralmente massacrando gli avversari a 3 secondi su Senna. Fuga piena, 6º giro per il talento di Kerpen. Oh, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Michael Schumacher. Ayrton è indietro. Sono Mika Hakkinen. Siamo proprio dentro, ragazzi, all'abitacolo. Attenzione, attenzione. E qua c'è un po' di bagarre qua. E qua la bagares. Beh, Uko Katayama, ragazzi. Che stella, ragazzi, Katayama, la stella.
Attenzione la Ferrari di Gerardo, la Ferrari di Gerardo, attenzione, mamma mia, quasi contatto tra Frentzen e Berger. Frentzen era un pazzo in pista, ragazzi, Frentzen era proprio un pazzo, grande Gerardo. La Ferrari si difende bene con Alesi e Gerhard Berger, che però è 13esimo. Qua Martin Brundle, qua c'è un po' di casino, però non so, devono essere un po' più aggressivi, invece questa pioggia sta un po' rallentando qua i piloti. Tanto ragazzi, c'è un diluvio massacrante, non l'aveva mai vista. Monsone brasiliano, altro che malesiano. Poi ci tenevo proprio a far vedere anche sta mod qua, preferisco farlo così che si capisce un po' meglio, perché se guido io ragazzi per questa pioggia non faccio non faccio più di un giro, è veramente impossibile, fioi. È dura, dura, dura. Ok, c'è qualche casino in mezzo qua. Macchina in quinto. C'ho qua sono belli i duelli per le prime posizioni, ma si sono proprio delineate in maniera abbastanza netta, Andiamo sul camera car per Damon Hill. Jean Alesi, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Sta veramente volando, Schumi a 4 secondi su Senna, ragazzi, veramente prestazione per il fenomeno tedesco. Eric Bernard, ragazzi. Michele Alboreto. Ed Irvine, un giovanissimo Ed Irvine, ragazzi, il grande Irvine. Mark Blundell, Eric Comas, Olivier Panis, Heinz Harald Frentzen, Pierluigi Martini, Gerardo Berger, Martin Brundle, Uko Katayama, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Gianni Morbidelli, Carl Wendingler, Jos Verstappen, Mika Hakkinen, Damon Hill, Jean Alesi, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Ragazzi, pronunce comediane devastanti. Mancano 3 giri alla fine. Attenzione qua, Verstappen! Verstappen e Wendlinger. Veramente scatenato, ragazzi, il Wendley scatenato. Il Wendley scatenato. Sempre un ritiro, ragazzi, il piccolo Johnny Herbert, perché è sempre più piccolo Herbert. Buono. Cazzo, il casino c'è qua, fiori, cioè il casino è qua. Per le ultime posizioni. E neanche troppo. Pioggia beffarda, però che belle le macchine di quegli anni, cazzo. E Schumi vola la la, Schumi vola papà. Ecco, le lotte vere sono qua, c'è poco da fare. Tra l'ottava e la 12ª posizione, giro record di Schumi 1.28.588. Schumi veramente sta letteralmente massacrando, ha dato un altro secondo ad Ayrton. C'è anche il piccolo Gerardo. Però vedi, i piloti non si fidano a fare i sorpassi perché la pioggia è veramente incredibile. Una pioggia torrenziale, Stiamo aspettando qua. Vabbè, Schumi veramente. Cioè, Schumacher veramente ha fatto il vuoto, ragazzi. Signori, this is Michael Schumacher. Ayrton da Silva, eccolo qua. I primi sono senza colpi di scena, qua veramente le prime posizioni sono tutte delineate. Un po' veloci qua con la nostra regia. Ragazzi, Schumi ormai è vicino all'ultimo giro,
Mamma mia che Mikel. Mamma che Mikel. Proprio un passo gara devastante rispetto agli altri, è pazzesco. 2 giri alla fine, ragazzi. 2 laps remaining. In inglese è sempre più puro. Senna perde un secondo al giro, ragazzi. Cioè, veramente una Renault, cioè una Benetton devastante. Stiamo un po' sul nostro Ayrton, dai. Ragazzi, lui non guida, cioè non è una guida da solo, lui pennella le curve, eccolo qua. Però purtroppo la Benetton ne ha di più, c'è poco da fare. Con una Benetton così, beh, veramente, veramente. È bello il ritiro di Schumi, però dai, non voglio fare troppo, alla fine Schumi è stato un idolo, è stato l'uomo che ha portato noi in alto la Ferrari. Di più, attenzione qua, finalmente un duello, finalmente qualcosa. Poca roba però, qua la pioggia sta veramente condizionando troppo questo Gran Premio, però. Qua Panis. Eric Kumas. Attenzione! Attenzione, incredibile, l'avevo visto. Problemi per Gerardo. Problemi per Gerardo. Gerardo è fuori. Gerardo è fuori, ragazzi. Gerardo è fuori. Problemi per la Ferrari. Problema. Freni. Problemi ai freni per Gerardo. Fuori dalle balle. Ciao Gerardo. Freni. Secondo ritiro. La vedi in 11 giri, 2 ritiri. Questo è il GP4, ragazzi. Quello che purtroppo non riescono più a fare nei giochi di Formula 1, cioè, io non capisco il perché, cioè, il GP4 rimane il più bel gioco di Formula 1 della storia. Cioè, qua bandiere gialle, i commissari se ne vanno, sai, i commissari che se ne vanno, ragazzi. Schumacher è pronto a portare a casa una vittoria importantissima. Comunque problemi di affidabilità per la Ferrari, che in quegli anni là la Ferrari di certo non se la passava bene, anzi veramente una Ferrari abbastanza ridicola. Sì, ne ha 7 secondi, ragazzi. Schumacher è pronto, boato veramente per Michael Schumacher, la nuova stella della Formula 1, ragazzi. Schumacher-Senna poteva essere il duello uno dei più belli della storia, ma il destino ha scelto diversamente, purtroppo. Attenzione, e Michael Schumacher va a vincere il Gran Premio del Brasile. Super Michael Schumacher. Grande vittoria per Schumi. Schumi porta a casa 10 punti. Hai guidato alla perfezione, bravissimo. In italiano anche grandi. Bravo, sei arrivato sul podio. Guarda che figata, grandissimo. Quelli che fanno ste mode veramente sono dei fenomeni. Buono, ragazzi, questa mod è andata e adesso chiaramente noi riprendiamo col 2014. Vediamo anche come va, se piace, se può essere interessante questa modalità telecronaca cumendiana. Il primo video è piaciuto. E niente, ragazzi, saluto dal Comendone veneziano. Ci andiamo a fare questa mod anche in questo momento, visto che io sto registrando che è il 27 di aprile, però tra poco è il 1° maggio, quindi insomma lo sapete. Raga, un saluto da Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.